525 assunzioni immediate a tempo indeterminato di personale sanitario in Veneto per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. Sono ben 310 gli operatori contrattualizzati dopo i primi 215 disposti in servizio lo scorso 26 febbraio, 10 giorni appena che valgono quasi un'era geologica. Il decreto approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri consente di implementare decisamente le dotazioni organiche dei medici, infermieri e OSS. L'immissione immediata in servizio del nuovo contingente, che potrebbe essere il primo di una nuova serie, è stata decisa dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, attingendo con procedura d'urgenza ai candidati risultati idonei nelle graduatorie dei concorsi già effettuati da Azienda Zero. Parliamo di 19 medici, 2 biologi, 19 tecnici di laboratorio, 6 tecnici di radiologia, 2 tecnici della prevenzione, 279 infermieri professionali e ancora 149 operatori sociosanitari, 44 assistenti sanitari, 5 operatori tecnici che verranno distribuiti alle diverse ULSS sulla base delle esigenze emerse, con contingenti che vanno dalle 9 unità per il Veneto orientale alle 103 per l'azienda ospedaliera di Padova. Alla luce del nuovo decreto che allarga la possibilità delle assunzioni, nei prossimi giorni, ha sottolineato Zaia, la Regione presenterà al Governo un nuovo e più importante piano. Intanto il Governo ha accolto una nuova proposta del governatore veneto che consente ai medici posti in sorveglianza, ma non positivi al Covid-19, di rientrare al lavoro. L'articolo 11 di questo nuovo decreto specifica che la norma sull'isolamento non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengano sottoposti a sorveglianza, aggiungendo che questi sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo al Covid-19. Con questa nuova formulazione il solo Veneto potrà far rientrare negli ospedali quasi 700 operatori bloccati a casa dalla precedente norma del 23 febbraio, legata all'isolamento fiduciario che imponeva la quarantena agli operatori sanitari in perfetta salute, ma venuti in qualche modo a contatto con malati positivi al coronavirus.